chi non è passato attraverso, cioè il romanzo che non è passato sicuramente attraverso l'editor, invece è Bellas Mariposas. E che però anche qua sul concetto di sardità, italianità, cioè, io lo stavo leggendo, io lavoro in una libreria e una mia collega ha visto che c'erano questi libri accatastati e a un certo punto mi ha detto mi raccomando, domani vieni, non fare folaga. Ora c'è un modo di dire a Roma che è non fare sega, cioè non venire al lavoro. Cioè era riuscita a introiettare dei termini sardi, cioè per noi assolutamente incomprensibili, nell'italiano. Quindi Azzeni è una lettura attualmente per uno scrittore interessantissima, perché comunque sono questi tre romanzi che ho citato, tre romanzi diversissimi e che io ritrovo anche cioè, c'era Flavio che era seduto qua qualche minuto fa e anche Flavio fondamentalmente ha fatto dei romanzi molto diversi fra di loro, passando dal noir allo storico al romanzo diciamo generazionale. E mi rendo conto che come scrittore la capacità di riconoscimento, c'è soltanto la possibilità di un riconoscimento atavico, riconoscimento secondo me mitico sardo, cioè nel riconoscere una durezza eppure una grande genuinità di questa terra. Cioè c'è il padre pezza e merda di Bellas Mariposas e poi c'è una grandissima voglia di vivere. Ecco, cioè io nei miei amici sardi, nelle persone che conosco, rivedo questa Azzeni e mi sembra appunto una Sardegna letteraria proiettata verso l'Europa. Poi è vero che in questo momento cioè, credo che sia anche difficilissimo da tradurre, cioè la lingua di... tant'è vero che il figlio di Bakunin forse è l'unico che effettivamente ha avuto un riscontro internazionale. Però questa è la mia prospettiva da scrittore, nonché anche da calabrese, quindi da chi viene da una terra minoritaria, marginale, che però non è riuscita a ricreare quei miti e a fare quell'effetto rimbalzo che invece vedo molto presente nella Nouvelle Vague sarda e nel pubblico, nel vasto pubblico di lettori che hanno questi scrittori sardi in Sardegna. Perché la Sardegna, come tu dicevi, ha consegnato ad Azzeni una mitologia. Non so se Antioco è d'accordo, cioè il problema effettivamente è un riconoscimento molto diverso da quello di cui parlavo io, ha ragione Vince, è un riconoscimento molto diverso da quello del puro e semplice intrattenimento. Allora, secondo me Azzeni nella sua variegata produzione ha regalato una mitologia e contemporaneamente l'ha negata la mitologia, perché in alcune opere si fa un viaggio nel passato e si tenta di ricostruire un percorso storico, ma contemporaneamente c'è un'azione di demolizione della memoria, come dicevo prima, quindi questo aspetto contraddittorio. Volevo riallacciare però, per sviluppare questo discorso, all'ultima frase che tu hai detto prima del tuo intervento, cioè non è importante, i critici non servono a niente, ciò che contano sono i gusti del pubblico. Allora io sono profondamente convinto che per la stragrande maggioranza dei lettori i gusti sono fortemente condizionati da mode, le mode vengono portate avanti dai critici in parte, ma da operazioni commerciali. Non so se per esempio nell'editoria attuale scrittori come Proust avrebbero avuto la possibilità di affermarsi con la preoccupazione di raccontare appunto per forza delle storie definite e rigorose. Il caso di Sergio Azzeni è un caso però da questo punto di vista secondo me molto, molto emblematico, perché prima della sua morte Sergio Azzeni diventava uno scrittore progressivamente apprezzato, però progressivamente apprezzato nonostante l'ultimo lavoro sia uscito con un editore come Mondadori, sempre all'interno di una nicchia, non di grandi numeri. C'erano dei lettori fedeli che leggevano continuamente tutte le sue opere e poi progressivamente, grazie all'apprezzamento di critici e di chi permetteva poi la produzione dei libri, diventava sempre più conosciuto. Però il problema
diciamo così, la prospettiva cambia nel momento in cui Sergio Azzeni muore e si crea intorno alla morte di Sergio Azzeni un fenomeno mediatico. Questo fenomeno mediatico ha portato a una considerazione diversa nei confronti dell'opera di Azzeni, che molto spesso, questa è una cosa che ho constatato in molteplici occasioni, diventava un autore da possedere, di cui bisogna avere un libro in casa, come si ha di Grazia Deledda, non necessariamente per leggerlo, ma perché Sergio Azzeni era diventato uno scrittore importante, un punto di riferimento essenziale della letteratura sarda. Contemporaneamente c'è stato anche un aumento dei lettori, di chi ha apprezzato l'opera di Azzeni. Però il fenomeno mediatico, secondo me, è reso emblematico, cioè si può capire dall'uscita del film Il figlio di Bakunin nel 1997. Gianfranco Cabiddu lavora alla sceneggiatura nel 96, quindi l'anno successivo alla morte di Sergio Azzeni, e il film viene presentato al Festival di Venezia nel settembre del 97 e poi esce nelle sale cinematografiche in grande distribuzione in Sardegna, un po' meno capillare in Italia, ma comunque sempre una distribuzione importante. È l'esordio alla produzione dei Fratelli Tornatore, alla vetrina di Venezia come momento clou, ed esce nelle sale con giudizi alterni da parte della critica, ma il fenomeno interessante in Sardegna, perché il film esce in contemporanea col Titanic di Cameron, che è un film considerato uno dei campioni di incasso a livello mondiale. Ebbene, in Sardegna il film di Cameron ha un riscontro inferiore, più basso rispetto al figlio di Bakunin. Il figlio di Bakunin riempie le sale per mesi, la gente va a vedere il film perché è il primo film della nuova generazione dei registi sardi, cioè la Sardegna si rivede al cinema dopo tanto tempo, ma perché c'è un interesse forte che è stato promosso intorno alla figura di Sergio Azzeni, questo scrittore che è morto tragicamente e di cui si è parlato a lungo. Quindi c'è un fenomeno mediatico che ha condizionato la percezione dell'opera di Azzeni in Sardegna. Questo fenomeno non c'è stato all'esterno, come è normale che sia, anche se poi in qualche modo all'inizio si è parlato abbastanza di questo. Credo che questo sia un aspetto che abbia condizionato molto. A posteriori, ormai a distanza di 20 anni, io credo che noi però dobbiamo cominciare a osservare da una prospettiva diversa, quindi abbandonando il fenomeno mediatico e considerando quella che è una eredità che di fatto è forte, perché io sono convinto, per esempio, che, lo accennavo prima, ma tutto il fenomeno del nuovo cinema sardo, quello che a partire dalla metà degli anni 90 si è affermato, il figlio di Bakunin, dicevo, è del 97, ma prima del figlio di Bakunin esce un breve cortometraggio, un breve film di Enrico Pau nel 96, che è La Volpe e l'Ape, che racconta una Cagliari, che è la Cagliari che abbiamo trovato nei racconti di Azzeni, e senza Azzeni probabilmente Pau non avrebbe avuto quelle intuizioni, quell'ispirazione, e a partire da questo poi abbiamo tutta la prospettiva diversa per arrivare fino a Salvatore Mereu con Bellas Mariposas, di cui sentirete dopo direttamente dalla voce dell'autore.